words you're telling me. Guess I'm not who you want me to be. Say I take you for granted. You need something less intense. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi niente bici, oggi si cammina. L'itinerario di oggi è quello di raggiungere la Forcella del Leone e poi successivamente il bivacco Marchi Granzotto. Siamo partiti dal parcheggio che si trova in fondo alla Val Cimoliana. Abbiamo iniziato a seguire il sentiero 349 attraverso una pineta faggeta. Adesso inizieremo a risalire questa valle, la valle Monfalcone di Cimoliana. Ci troviamo nel Parco delle Dolomiti Friulane e questa è una tipica valle dolomitica, quindi c'è un gran sfasciume, ci sono dei grossi ghiaioni. E il primo obiettivo di giornata sarà quello di arrivare a una piccola oasi verde. We don't fuck like we used to do. And when we talk you make it all about you. You know the things that you'd like to change about me. Qui finalmente la valle comincia a chiudersi. Alle mie spalle iniziano ad intravedersi anche le creste del leone. E qui più avanti c'è l'oasi verde di cui vi parlavo. Siamo arrivati a metà di questa piccola oasi in mezzo a tutto lo sfasciume della valle. Adesso una leggera sosta in questo piccolo paradiso e poi mi appresterò a camminare sotto le creste del leone fino a raggiungere la meta della Forcella del Leone. La mia breve sosta è finita, anzi la nostra sosta, perché oggi sono in compagnia, anche se la mia compagna non vuole essere ripresa. Adesso piano piano ripartiamo. La direzione è sotto le creste del leone. So many times that you've been stuck in my head, freezing you out and then you're back in my bed. Say that we're done but you need me here. I know that you still think of me. So many times E dopo un millino finalmente raggiunta Forcella del Leone. Questa forcella divide la Val Monfalcone di Cimoliana dalla Valle Monfalcone di Forni. Siamo circondati da un castello naturale fatto di guglie. La discesa dalla forcella avviene per questo strettissimo canalino molto scosceso e molto scassato, ma dura ben poco perché lì la strada ricomincia ad essere normale. Il canalino di discesa sono questi 70 metri di sfasciume totale, bisogna stare molto attenti. L'avventura dura poco comunque perché il bivacco Marchi Granzotto è qui, già si intravede. Eccoci ragazzi, e all'interno di questa meravigliosa conca glaciale il bivacco Marchi Granzotto. Qui è stupendo, peccato che sia alzato un sacco di vento, quindi non riesco ad usare il drone. Ci ho provato ma ho paura che me lo portino giù a valle. Lì in fondo si può vedere ulteriori cornici. E questa sarà la nostra strada di rientro per finire il nostro giro d'anello. Questa è la strada di discesa. Notare come è cambiato il paesaggio e come è cambiato anche il tipo di terreno. Da sfasciume, qui almeno c'è un sentiero con un po' di vegetazione. Eccoci finalmente arrivati alla caserutta dei Peccoli.
Qui c'è un piccolo focolare, tutto aperto alla vecchia. È ora di ripartire. Direzione macchina. Adesso piano ci dirigiamo verso Casera Meluzzo e poi abbiamo l'ultimo pezzo per raggiungere la macchina. Questo diciamo è la parte più noiosa di tutto il giro, perché adesso si camminerà un po' sul sentiero, un po' sul Greto del Torrente, ed è un po' faticoso e noioso soprattutto. E dopo aver attraversato torrenti a piedi, ghiaioni infiniti, eccoci qua a Casera Meluzza, qui alle mie spalle. Comunque devo dire che questo è sempre un bel giro da fare, è impegnativo perché sono oltre 1000 metri di dislivello e saranno 15 km il giro completo. Complimenti a chi gestisce il parco delle Dolomiti Friulane, perché devo dire che nonostante tutti i ghiaioni, tutti i pezzi che di solito sono marci e dopo l'inverno si distruggono, il sentiero è segnalato benissimo. Non è un giro per tutti, si cammina per la maggior parte del tempo su terreni molto smossi, serve un buon passo sia per la salita che per la discesa. La fatica è sicuramente ripagata dai paesaggi che sono maestosi. Per quanto mi riguarda, questo è sempre un luogo in cui io vengo volentieri, perché sono i luoghi dove nella mia infanzia facevo le ferie. Era il parco giochi di mio papà e dei suoi amici, e quando andavano a camminare è diventato anche il mio parco giochi di quando ero bambino e mio padre mi portava a camminare. All'epoca magari non me lo godevo come adesso, però ha sempre un suo fascino, e visto che il mio papà non c'è più, io una volta all'anno questo giro in memoria sua lo faccio. Finalmente un po' di civiltà. Siamo al parcheggio, l'avventura è finita, almeno la prima parte. Adesso bisogna vedere qualcosa assolutamente. So many times I thought